Amici di Venezia Channel, siamo live, siamo in diretta questa sera per una puntata speciale di Conversazioni New Format dedicata al cambiamento. Ancora un attimo con la nostra sigla e poi ritorneremo in studio e dove potrete conoscere i nostri ospiti odierni. Eccoci di nuovo live, torniamo in studio con tutti i nostri ospiti. Vedo ancora qualche microfono spento, lo accendiamo, non ci riusciamo. Sergio, il tuo microfono, eccolo, è acceso. Bene, siamo in diretta, appunto, la consueta puntata di Conversazioni, New Format, uno spazio dedicato a un salotto, direi, in qualche modo, dove trattare gli argomenti più interessanti del momento, e oggi direi che siamo proprio in tema. Siamo su un tema dedicato ai cambiamenti che ci hanno portato fino ad oggi, ne abbiamo avuti diversi durante questo periodo di pandemia, ma ne avremo altri nel corso del tempo. Alcuni sono legati alla nostra vita quotidiana, altri sono legati alla vita che ci circonda. E secondo me sicuramente una risposta lo deve dare il mondo dell'architettura. Oggi siamo in compagnia di amici architetti impegnati in vari settori, poi ognuno di loro dirà dove è più impegnato. Allora, io incomincio da come li vedo. Vedo Giovanni Furlan. Ciao Giovanni, architetto, Ciao Luigi. professore all'Università di Architettura di Bologna, giusto Giovanni? Perché Sì, vado un po' a mente. Poi vedo il gruppo, lo studio Architetti Associati DAIR, buongiorno e ben arrivati. Tra l'altro proprio da Grazie, voi è buonasera. partita l'idea di questa puntata e dopo spiegheremo il perché. Qui alla mia sinistra vedo Sergio De Gioia, Mide Architetti, e anche qui buonasera. abbiamo particolari motivi per averti con noi stasera e ci fa piacere che ci hai raggiunto come ospite. In mezzo, ovviamente, Ferruccio Tasinato. Ciao Ferruccio. Buonasera. Ferruccio lo avete già visto tante altre volte, protagonista con noi di Venezia Channel, e anche perché oltre ad essere un caro amico ci segue in tutta la parte, diciamo, visual, tutta la parte loghi, tutta la parte dell'immagine, in qualche modo ha studiato anche il nostro rebranding a Venezia Channel. E poi per ultima, ma direi per prima, Giovanna Friso, perché con Giovanna condividerò questa puntata di conversazioni, mi aiuterà perché Giovanna è un architetto e segue per conto di Venezia Channel tutti quegli argomenti che sono di architettura o vicini all'architettura, e quindi mi fa piacere che tu sia qui Giovanna, ben Buonasera a trovata. tutti. Allora, dicevo che la puntata di oggi nasce da una cosa che ho visto su internet, in rete, che riguardava, come si può dire, un momento particolare dedicato all'ambiente. Allora, oggi sappiamo che il distanziamento delle persone, l'aria aperta ci fa bene, e quindi molto volentieri ci fermiamo in un ristorante o in un bar che hanno i tavolini all'aperto, piuttosto che andare all'interno di una struttura chiusa, che sicuramente ha maggiori problemi. E quindi ho visto il loro progetto, un progetto per portare ristoratori, baristi, insomma varie realtà che ruotavano intorno a Piazza San Giacomo di Udine, che è un po' il salotto di Udine stessa, dandogli come dire, una qualità, perché mettere due tavolini e un ombrellone secondo me è riduttivo, insomma, sono capaci tutti, ma noi abbiamo già di per sé un grande patrimonio architettonico, dobbiamo cercare di salvaguardarlo, e quindi anche nel momento in cui andiamo a metterci un plateatico cerchiamo di farlo nel modo migliore. Quindi è sicuramente partito da loro. E ho sottoposto l'idea a Giovanna. Giovanna, cosa hai visto tu in giro guardando nei siti? Com'era questa idea? Ti era piaciuta? Mi sembra di sì.
Quest'idea è piaciuta perché nasce dall'esigenza di dare risposte a nuove esigenze. Quindi vogliamo in qualche modo vedere l'architettura come integrazione nella vita quotidiana e questo progetto ci era piaciuto in modo particolare perché unisce due cose, unisce uno spazio pubblico, quindi uno spazio che può essere generativo di qualcosa di più e soprattutto un'opportunità per delle realtà locali che in qualche modo possono farsi da vetrina. Adesso sentiamo da Fabio e Chiara, i fondatori, i soci fondatori di Dair, come nasce la loro idea di piazza e come è Allora, stata io accolta. interrompo un attimo perché ho qui alcune immagini vostre, quindi magari mi dite quando metterle durante la vostra chiacchierata, quando metterle in onda, in modo che così spieghiamo e facciamo vedere anche ai nostri spettatori quello che state raccontando. Insomma, prego. Sì, Prego Fabio. grazie ovviamente per l'opportunità e per l'invito questa sera, innanzitutto. Diciamo il progetto è nato una ventina di giorni fa, ma più che un progetto è una proposta, è un'idea che abbiamo voluto condividere insieme ai esercenti e commercianti della città, perché eravamo 20 giorni fa nel momento in cui in TV guardavamo questi divisori di plexiglass che facevano da distanziali, ma anche forse un po' da serra. In quel momento si cominciava a parlare delle riaperture che sembravano ancora molto distanti e del fatto che questo distanziamento avrebbe comportato per gli stakeholder, per chi opera con delle attività pubbliche e commerciali in città, a una perdita secca di posti a sedere, perché ovviamente non potendo rispettare le distanze all'interno dei locali e con le sedute che erano già state autorizzate dal comune, e ci sarebbe stata una perdita e molti di questi pubblici esercizi già avevano preannunciato che con quelle regole non avrebbero riaperto. Allora abbiamo semplicemente colto l'opportunità che l'amministrazione di Udine ha dato di utilizzare il plateatico di Piazza San Giacomo, che per chi conosce la realtà piccola udinese è una delle piazze centrali con un vincolo anche monumentale che ovviamente normalmente non consente di posizionare sul plateatico, quindi sulla parte rivestita in pietra, la parte più nobile della piazza, le sedute dei bar, dei locali che si affacciano sulla piazza. Devo dire che il comune invece saggiamente si è interfacciato con la soprintendenza, che è stata molto disponibile pur nella temporaneità a concedere l'uso per questa situazione speciale in cui ci troviamo in questo momento. E da lì ci siamo però posti la questione e quindi il problema, l'opportunità anzi, di sfruttare questa occasione per non posizionare semplicemente, come forse sarebbe successo, quattro panche o 4 tavolini sulla piazza, perché l'emergenza, la necessità degli esercenti era quella di uscire subito sulla piazza, ma di ragionare insieme al comune e alla soprintendenza per capire quali erano gli elementi fondamentali, i vincoli da rispettare e ragionare su un distanziamento che fosse fatto non di elementi di plastica, ma di qualche elemento naturale, come può essere la vegetazione, che in qualche modo crea un distanziamento e al tempo stesso non genera un approccio un po' più green. Ecco. Fabio, come è stata accolta la vostra idea quando siete andati a bussare alle stakeholder per domandare se erano interessati ad intervenire in questo progetto? Come è stata accolta la vostra idea? Beh, devo dire che in realtà l'idea è stata sposata da Commercio e con la quale abbiamo presentato questo spunto, queste due ipotesi di rappresentazione della piazza in comune, e devo dire è stata accolta molto bene anche da chi poi voleva sfruttare l'opportunità. Chiaramente ha creato e scatenato un po' un dibattito nell'opinione pubblica, perché quando si va a modificare, seppur temporaneamente, è un'installazione temporanea, però comunque genera dibattito, ma forse noi ingenuamente non ce l'aspettavamo, ma forse era normale che ciò accadesse.
Allora, con voi abbiamo visto una risposta ad un problema puntuale, invece con Ferruccio, sempre al problema del urbanistico, risponde in un altro modo, risponde con Quadra, in tempi diciamo non sospetti, con un progetto chiamato che è Quadra, è un sistema modulare di contenitori urbani che può essere declinato in molti modi. Vero Ferruccio? Puoi parlarci di questo progetto che pur essendo nato ed è stato apprezzato quando è nato, 7-8 anni fa, ora più che mai può essere declinato in modo puntuale e preciso in questo momento. Parlaci un po' di questa idea. Ferruccio, chiamami Sì, le foto quando ti servono, che ne ho diverse qui beh, due. mettile pure random, Gigi, non c'è problema. Sì. È un vecchio Così lo progetto, sai possiamo che mettere in confronto con la piazza che non abbiamo ancora visto degli amici di Dair. tu sai che i cilindri degli architetti sono pieni di progetti, ogni tanto ne tiriamo fuori uno. A questo sono particolarmente affezionato, si tratta di un modulo prefabbricato realizzato in alluminio con un'anima strutturale, nasce in questa configurazione diciamo aperta, qui siamo in Corso Como a Milano dove avevamo allestito un salottino per interviste, misura sostanzialmente riconducibile a un cubo 3 metri per 3 e può essere aggregato in forme diverse. Qui eravamo davanti al Giardino della Triennale di Milano dove nuovamente avevamo allestito dei set per fare delle interviste durante la settimana del design a Milano. Lo abbiamo proposto anche, mi pare che questo di destra sia così, l'abbiamo proposto anche con delle chiusure a vetri. Qui avevamo fatto un concept per una Ferruccio, biglietteria. parlaci di questa versatilità nella declinazione, quindi è un modulo che può essere aperto e chiuso, aperto e Certo. dà una qualifica in più all'ambiente, ma anche chiuso, quindi può dare un senso di intimità per persone che possono fare attività pubbliche, ma Qui ne in avevamo sicurezza. proposti, chiaro, quindi avevamo proposti 4 uniti in maniera frontale, chiusi da vetri, ed era diventata una palestra temporanea, anche se devo dire forse l'impiego più riuscito di Quadra era nella sua formulazione aperta. Tra l'altro sia il pavimento che la parete retrostante erano dotati di un sistema di riscaldamento radiante, quindi pur essendo un oggetto aperto, di fatto per chi lo abitava, per chi c'era al proprio interno, questo sistema di riscaldamento poteva comunque infondere, non dico un vero e proprio calore, ma un tepore, per cui riuscivamo a innalzare la temperatura di anche 10 gradi durante l'inverno con un sistema di riscaldamento elettrico a basso consumo. Questo era il concept del registration point in zona Tortona. Qui l'abbiamo proposto come info point presso uno stabilimento balneare, quindi il tema era quello di insediarlo in luoghi spogli, in luoghi disabitati o anche in piazze dove non c'era una serie di dotazioni, e quindi nel momento in cui serviva un info point piuttosto che un altro tipo di struttura fissa, con Quadra diversamente giustapposto potevamo risemantizzare lo spazio e assegnare nuove funzioni. Ferruccio, Dimmi. quindi in pratica secondo me è di attualità stringente, nel senso che è uno spazio tutto sommato delimitato, quindi non incentiva l'assemblamento delle persone perché possono starci 2, 4 persone, possiamo creare un tavolo di lavoro, possiamo creare un tavolo per la cena, per il pranzo, e nello stesso tempo si integra anche, essendo
con queste superfici o trasparenti o completamente aperte, si integra anche in un parco, in una piazza, quindi è molto attuale, direi, come idea, anche se risale a qualche tempo fa, insomma, cioè Sì, so che ci a dà te un po' uno stanno. sviluppo qualitativo di come si può fare qualità in una scatola, tutto sommato, no? Sì, so che il tuo pensiero sta correndo ai dehors dei ristoranti e dei bar, effettivamente può essere uno spazio aggiuntivo ad attività che posso ritrovare di fronte, nella strada adiacente, nello slargo, nella piazza, ulteriori spazi per rispondere all'emergenza che ahimè conosciamo Sì, bene. perché se è semplice una risposta d'estate, perché d'estate possiamo stare semplicemente all'aria aperta, poi il problema si pone nel periodo invernale, perché obiettivamente gli spazi pubblici, mi riferisco soprattutto agli spazi più colpiti da questo momento critico, cioè i bar, i ristoranti, quelli che un po' caratterizzano le nostre città, si trovano costretti a ridurre in modo esponenziale il numero dei clienti, minando la possibilità di andare avanti. Chiaro. E quindi questa soluzione può essere una risposta bella, perché dobbiamo anche abituarci a pensare al bello. L'architettura vuole rispondere in modo efficace, quindi con funzionalità, ma anche vuole creare oggetti piacevoli che ci facciano sentire in qualche modo protetti. Ma Giovanna, io tornerei un po' a rivedere queste immagini dall'alto che caratterizzavano questa piazza, che è la piazza principale, se non sbaglio, di Udine, Sì, vero? sì, esatto. Eccola qui. Sì, nel concreto, che problemi avete affrontato nel progettare, nel fare questa proposta? Dicevate che dovevate preservare lo status quo, ovviamente la pavimentazione della piazza. Esattamente, era proprio una condizione sine qua non. Dovevamo proprio cercare di rispondere a questo tipo di esigenza, in quanto appunto anche le pietre del plateatico della piazza sono vincolate dalla soprintendenza, e quindi abbiamo cercato di dare una risposta inserendo appunto dei tappeti erbosi che potessero andare a coprire questa pavimentazione senza andare ad alterare e a rovinare appunto le pietre con lo sfregamento poi delle sedie e dei tavoli, che evidentemente con la movimentazione avrebbero potuto compromettere appunto la consistenza e la conservazione delle pietre stesse. Abbiamo cercato di mantenere l'assialità che viene proposta tra la chiesa di San Giacomo, che è appunto la chiesa principale della piazza, con la colonna della Vergine e la fontana tiepolesca che si trova appunto al centro della piazza stessa. Questa era una necessità che... Ho anche una versione in rosso. Esatto, questo era stata appunto la nostra prima proposta, proprio per cercare di mantenere l'area centrale, che viene sempre utilizzata come spazio per il gioco dei bambini di Udine, quindi è proprio riconosciuto come spazio ludico in qualche modo della città anche, e volevamo proprio conservare questa caratteristica con questo elemento rosso che andasse a caratterizzare appunto questo nostro allestimento. La proposta è stata appunto passata poi in soprintendenza, e con il tecnico di zona, che ringraziamo anche per la disponibilità davvero che ci ha riservato, abbiamo poi deciso di toglierlo, in quanto la soprintendenza ci richiedeva comunque di fare delle bucature su questo tappeto rosso, per far capire che al di sotto ci fossero comunque delle pietre.
Con il tecnico abbiamo appunto poi proposto una seconda ipotesi in cui appunto questo tappeto veniva eliminato per far comunque emergere la pietra e renderla appunto nuovamente visibile. Ecco, questo è stato un po' l'iter che ha caratterizzato insomma questo inserimento e questo poi questa decisione appunto di togliere poi quindi questo la riqualificazione di uno spazio limitato come una piazza, seppur importante, come elemento generatore per una qualifica, una rigenerazione della città. Cosa ci dici a tal proposito, Giovanni? Può essere un elemento trainante oppure è un elemento che rimane fine a se stesso? Bisogna partire da una progettualità più ampia che riguarda tutta la città? Ma no, io credo che, come dire, la rigenerazione urbana deve partire assolutamente dallo spazio pubblico, cioè, quindi sicuramente il loro intervento è molto interessante perché in qualche modo pone una soluzione ed è come dire, dal processo finalmente un'idea dagli architetti che poi viene discussa dagli stakeholder, viene discussa dalla società, poi a volte piace, a volte non piace, diciamo mille poi sorprese. Però io penso che, come dire, io penso che la qualità della città arrivi dallo spazio pubblico, dove lo spazio pubblico è di qualità, dove l'uomo è al centro del progetto, sicuramente la città può trovare energia per riqualificare magari parti di città in difficoltà. Quindi sicuramente lo spazio pubblico è determinante perché questo accada, insomma. Tornando al nostro tema, architettura post-Covid, sappiamo, ci hai detto prima Sergio, che voi avete affrontato una tematica del parco urbano, la state affrontando ora. Avete vinto un bando 2 anni fa ben più ampio perché era relativo ad un parco ed ad un teatro di 500 posti. Come la pandemia influenza la vostra progettazione? La influenza, domanda, oppure no? Allora, pensate in qualche modo di apporre delle variazioni agli ambienti, ma soprattutto immagino al teatro ma anche al parco pubblico? Allora, è stato, sì, come dici, è stata un'esperienza abbastanza paradossale progettare un parco pubblico proprio in un momento in cui eravamo chiusi in casa. Nel nostro gruppo, è un gruppo di lavoro, questo progetto composto dal nostro studio Media Architetti più uno studio di paesaggiste che è Pool Landscape, e siamo tutti dei progettisti giovani, per cui più di qualcuno aveva anche qualche bambino che girava intorno per casa in quei momenti di reclusione, per cui è stato veramente paradossale progettare uno spazio in cui avremmo voluto essere per varie circostanze in un momento di reclusione. Questo credo. Quindi immagino che i bambini abbiano influenzato il parco, immagino che avranno un luogo. Decisamente. Diciamo che avranno un premio alla propria, diciamo, di conseguenza a questo momento di limitazione forte che hanno avuto, penso siano stati i più penalizzati in assoluto. Per cui credo che abbia influenzato dandoci una reazione ancora più contribuendo a far crescere il progetto, ad arricchire il progetto di funzioni che lo valorizzino ulteriormente. Penso che questi momenti debbano essere per forza di cose momenti di riflessione, e noi come filosofia progettuale puntiamo a disegnare degli oggetti, dei prototipi, perché poi gli edifici di fatto sono dei prototipi essendo fatti ad hoc per il luogo dove vengono costruiti, che vadano oltre al tempo. Quindi questa è l'ambizione più grande della nostra architettura. Quindi non vogliamo che possano essere attribuiti a un momento storico preciso.
Questo però non deve limitarli nell'essere arricchiti da degli elementi che permettano, diciamo, di fare tesoro delle esperienze delle varie epoche. Perché riteniamo, come diceva Giovanni, che il progetto e la qualità delle città parta dalla progettazione degli spazi pubblici. Immaginare che un solo edificio pubblico o una piazza possano determinare, per quanto ben progettati, un cambiamento come se fossero una singola nota in un brano musicale è a dir poco, diciamo, utopico. Però un insieme di note, quindi ben articolate e con una visione comune, compongono una sinfonia. Quindi è a quello, secondo me, che la lungimiranza delle pubbliche amministrazioni deve mirare. Quindi avere una visione d'insieme e poi costruirla attraverso vari passi. Io sì? vorrei inserire, intanto che tu parli, anche qualche immagine, così per far capire un po' la vostra architettura, il vostro stile, così magari c'è dei commenti. Partirei proprio da queste ultime cose che dicevi tu, innanzitutto da un'abitazione mi sembra privata. Sì, Dove siamo? Qui siamo in provincia di Venezia, in un'area limitrofa a un centro urbano, per cui siamo in una zona agricola. E questa abitazione riprende i tratti tipici delle architetture rurali venete e le reinterpreta in chiave contemporanea. Abbiamo scelto 3 immagini, una è questa qui, che ciascuna rappresenta un ambito di lavoro del nostro studio, in quanto riteniamo, appunto il primo è residenziale, questa è la riqualificazione di un edificio industriale precedentemente dismesso, al quale l'intervento ha permesso di avere una nuova vita, e per cui questo è l'ambito industriale, il mondo del lavoro. Quello di prima era il mondo della casa, della famiglia, questo è il mondo del lavoro. E poi c'è un terzo tema, che è il parco di cui parlavo prima, che è l'ambito pubblico. Questo è il teatro, un progetto che ha vinto il primo premio ad un concorso di progettazione internazionale per il nuovo teatro di Albignasego con parco pubblico. Parlare di teatro adesso, quindi un teatro per 500 persone, adesso che si parla invece di mantenere le distanze, sembra quasi che sia cioè, in qualche modo spaventi. Come voi pensate di affrontare la cosa? Pensate che la tecnologia in qualche modo possa rassicurare le persone e far tornare le persone nei luoghi di cultura, cioè nei cinema, nei teatri, in sicurezza? Beh, sicuramente. Noi sicuramente siamo ottimisti in questo e per forza di cose succederà questo. Quindi abbiamo delle tecnologie straordinarie che fino a qualche anno fa non avevamo a disposizione e sicuramente ci aiuteranno a uscire da questo momento di difficoltà. Questi 3 ambiti non volevano essere una parentesi autoreferenziale, ma volevano significare i 3 ambiti di influenza e di cambiamento. L'ambito della casa, che per molti è diventata casa lavoro, è diventata anche il lavoro, la palestra, è diventata l'asilo, è diventata tutto. Il lavoro è cambiato, era del secondo ambito, quello dell'edificio produttivo. Abbiamo capito, e credo che una delle sfide più importanti sia stata quella di permetterci di capire che c'è anche un modo differente di lavorare, per cui probabilmente ci sarà una prosecuzione in quell'ambito, in quella scia lì. E il terzo è l'aspetto pubblico. Dobbiamo trovare dei sistemi, le tecnologie ci aiuteranno per ritornare a una vita collettiva, a una vita di cultura, perché la cultura è fondamentale per le società, quindi a riabitare quegli edifici, quelle case della società che ci rappresentano e che sono un elemento fondatore della nostra cultura. Quindi io sono estremamente fiducioso in questo. Lo spazio lavorativo, l'open space, dovremmo abbandonarlo a favore di piccoli box, quindi torneremo
faremo un passo indietro oppure verranno mantenuti i famosi open space? Io non credo che ci saranno dei forti cambiamenti repentini in quel senso lì, o comunque non penso che siano la soluzione. L'opportunità che si è aperta è quella del lavoro a distanza, ci ha fatto capire quanti chilometri e quanta CO2 abbiamo emesso inutilmente nell'aria e quanta vita, quanto tempo di vita abbiamo perso andando a influenzare negativamente il nostro equilibrio vita-lavoro, per cui secondo me è lì che si apre la nuova sfida e non tanto nel E dividerci a nel questo lavorare in piccoli box, proposito passo open space. passo la risposta a Giovanni, che a proposito di trasporti, perché dovremmo ripensare in qualche modo a nuovi trasporti più sostenibili. Cosa dici? Ma mi sembra insomma che, come dire, alcune città si sono già mosse in questa direzione, no? Cioè la mobilità dolce, il tentativo di, non so, Londra a 8 milioni di abitanti ha raddoppiato in maniera permanente, ma poi probabilmente molto resteranno, gli spazi pedonali, gli spazi ciclabili. Milano, non so, Viale Venezia si è trasformato e hanno utilizzato moltissimo le piste ciclabili, quindi sicuramente il tema della mobilità è un tema importante, è un tema che comunque va gestito come dire, con una sensibilità che fino ad ora, per esempio, non so, mi viene in mente Padova, cioè il Corso Milano è stato molto difficile inserire delle piste ciclabili con grandi polemiche, invece credo che invece sia, come dire, fosse il minimo che si potesse fare per la città di Padova. Quindi sicuramente il tema della mobilità è un tema interessante, è un tema che va sviluppato. Mi piace molto quello che ha detto Sergio, cioè l'idea, no, di costruire, noi siamo architetti, l'idea di costruire un'architettura senza tempo. E questo è molto bello perché io credo che noi dobbiamo, cioè l'architettura fondamentalmente è una questione di forma, cioè è una questione di progettazione di spazi, cioè sia nella piazza sia in quello che ha fatto Ferruccio, cioè l'idea di costruire comunque degli spazi urbani aperti, chiusi, e la forma in architettura genera alla fine un'esperienza dello spazio che è la produzione di un senso. Cioè un po' secondo me dovremmo tornare un po' agli archetipi di questa cosa, cioè io penso, insomma te ne parlavo prima così dietro le quinte, cioè l'idea che comunque l'architettura greca arcaica come l'architettura azteca alla fine creino comunque un linguaggio comune, degli spazi molto simili, eppure non si conoscevano tra le due civiltà. Cioè, quindi questa cosa a me mi fa molto riflettere e mi fa molto pensare che alla fine come dire, il tentativo di riqualificare la città è sempre una questione che si riduce alla forma e allo spazio. Quindi parlavamo prima degli archetipi, dovremmo andare a togliere quel surplus che c'è stato negli ultimi anni di un'architettura in qualche modo roboante, per ricercare la semplicità e soprattutto valorizzare i materiali, quindi gli archetipi questo è un tema, dell'architettura e un materiali poi questo più è un tema semplici. secondo me attualissimo, cioè il fatto che oggi il problema dell'abitare secondo me è un problema principalmente politico, cioè oggi come oggi, cioè l'Italia si deve aspettare, l'Italia è un paese, l'Italia, un po' l'Europa si è impoverita. Cioè l'Italia deve porsi il problema dell'abitazione, quindi ci serve assolutamente un piano nazionale che si occupi attraverso i concorsi di architettura di rilanciare un piano abitativo. Cioè questo per me è determinante, al di là di tutto. È determinante prima di ogni ragionamento e attraverso i concorsi di architettura. Noi come studio facciamo i concorsi di architettura, è l'unico sistema per pensare di poter procedere in una direzione della qualità. E per fortuna abbiamo un Consiglio nazionale con il presidente Capocchini che in queste cose ne fa, come dire, la sua politica. Ma tra l'altro, Ma quindi l'architettura, diciamo il bando... Sì, scusa. Giovanni, tra l'altro il problema della casa è fondamentale proprio per la società, nel senso che noi vediamo in Germania come i giovani escono dalle famiglie presto perché hanno la possibilità di avere delle abitazioni appunto
concordate, come dicevi tu, con un piano casa da parte dello Stato a prezzi accessibili, e quindi poter mettere in moto immediatamente un progetto nuovo di famiglia, di convivenza di qualsiasi genere, ma grazie al fatto che hanno un prezzo calmierato di affitto. Mentre Certo. in Italia questo è proprio il freno maggiore, molti giovani non escono di casa perché non riescono a trovare un appartamento ad un prezzo accessibile, perché manca una politica proprio di sviluppo abitativo. Quello che Certo. dicevamo prima, il famoso piano Ina Casa, che ha dato alle case, si può dire, agli italiani, anche case di qualità, perché furono impegnati architetti importanti, manca ormai da decenni in Italia. Tu pensa, per esempio, tu conosci un po' la mia storia, no? Cioè abbiamo fatto Super Urbano nel 2009, poi abbiamo fatto tutto il lavoro sugli ecoquartieri e sulle green city. Ecco, sugli ecoquartieri, cioè, è un'esperienza interessantissima. In quella pubblicazione, quando abbiamo visitato i vari ecoquartieri da Ecovicchi a Orestad, soprattutto il Vauban a Friburgo in Germania. Cioè il Vauban è una ex caserma francese, infatti porta il nome francese, l'hanno trasformata in un quartiere, in un ecoquartiere, un quartiere residenziale dove le auto non ci sono, cioè stanno in dei satelliti, in dei parcheggi satelliti. Quindi all'interno c'è un grande parco generatore che diventa l'anima verde della città, un tram che la attraversa, ma la cosa bella è che è un ecosistema, cioè l'hanno pensato come un ecosistema, ci sono gli asili e le case che vengono date alle famiglie ruotano sempre le famiglie che stanno lì dentro, quindi gli asili sono sempre pieni, è un ecosistema perfetto, cioè questo è intelligentissimo. Mi riferivo proprio a questo, mi riferivo. E questo è un piano, questo è una programmazione. Infatti. Adesso tengo ancora un attimino Giovanni in video perché ti faccio vedere una cosa, perché mi ricorda molto questa cosa qui. Ecco, forse qui ci siamo conosciuti, direi, no? Sì, direi di sì. Vuoi dirci qualcosa? Perché anche per te questo è stata una tappa importante, no? Sì, è un vecchio progetto del 2005. È passato qualche anno. Sì, è passato 15 anni. È un bellissimo, cioè, è un progetto che abbiamo fatto per una zona artigianale qui nel Padovano, ed è un progetto che tenta in qualche modo, attraverso un'architettura, non so, rappresentativa, direi usare questo termine, tenta di formare un landmark di qualità in una zona artigianale piena di capannoni un po' così, senza grande qualità. Quella foto mi piace molto perché dei capannoni un po', come dire, che proliferavano dappertutto, no? Quella foto neorealista mi piace molto. E lì ci siamo conosciuti e da lì un po' è nata la nostra amicizia, perché eri già partito bene col piede giusto. È stato un progetto felice, insomma, una committenza intelligente, sì, un progetto che, insomma, io poi ho altre due immagini, vuoi commentarle subito? Te le mando? No, vai, fammele vedere. Questo è uno degli ultimi progetti che abbiamo fatto per Montegrotto Terme, è un progetto per una dismissione di un albergo e il tentativo di costruire anche qui, qual è lo spazio pubblico? Lo spazio pubblico è il parco, quindi c'è Montegrotto Terme, il centro di Montegrotto Terme è un po', diciamo, scevro e privo di una grande identità, quindi pensavamo che il nostro cliente, ovviamente, è un cliente che è un fondo immobiliare milanese, quindi era interessato alla costruzione in altezza, un po' in visto della moda attuale e anche dell'interesse del mondo immobiliare, quindi abbiamo costruito, sono 3 torri, che in realtà sono una più alta e una più bassa, sono 3 torri tutte uguali, questa è una, che sviluppano una abitazione per piano, quindi questa idea della villa sovrapposta e poi un grande attico sopra con questo tetto. Giovanni, che tu hai affrontato con questo insediamento ovviamente il rapporto dell'edificio con il verde. In questo periodo, mai come in questo periodo, ci siamo resi conto della necessità di avere un contatto con la natura. Come possiamo in qualche modo reintrodurre il rapporto con la natura all'interno delle nostre abitazioni? Abbiamo visto che il problema di molti assembramenti è stato quello di vivere in appartamenti
piccoli e lì, come dicevamo prima, c'erano molti bambini che hanno sofferto di questa chiusura. Cercavano lo spazio aggiuntivo nei balconi che sono stati simbolo all'inizio della pandemia. In qualche modo si è cercato il contatto attraverso lo spazio micro del balcone. Noi ti dico, come tema all'università, noi facciamo il laboratorio di laurea, quindi ci occupiamo della fase finale degli studi. Come tema abbiamo la residenza, quindi residenza universitaria, residenza diciamo particolare, residenza temporanea, e di solito lavoriamo in ex luoghi tipo, non so, le ex caserme, quindi luoghi all'interno della città dove sono delle enclave che di solito sono state abbandonate dopo l'era napoleonica, quindi lavoriamo su quei temi lì, quindi il recupero di alcune parti della città, il tema è la residenza. Quindi sicuramente la residenza oggi ha bisogno di spazi comuni, cioè quindi spazi che in momenti diversi possono essere un'offerta anche per il mercato immobiliare, possono essere degli ambienti interessanti per poter gestire. Io non credo, a me piace pensare, quando penso a una città, a me piace pensare, non so, alla Parigi haussmanniana, a me piace pensare alla Londra vittoriana piuttosto che alla New York di Soho, cioè penso che una città costruita di vegetazione e una città tutta uguale, io faccio fatica a concepirla. Chiaro che, non so, trovo interessante l'esperienza di Boeri col bosco verticale, ma la ritengo un'eccezione, cioè faccio fatica a pensare a una città costruita di boschi verticali, non so. I Dair hanno pensato bello. più che al bosco verticale alla commistione tra urbano e verde. Ma posso fare una domanda a Chiara o Fabio, insomma, chi preferisce rispondere? Cioè, io quando ho visto questo post ho detto, bellissima idea, probabilmente sarà già stata realizzata. Infatti prima Chiara nella fase preliminare ho detto, allora è già operativo, ma mi hanno detto, in realtà ancora no. Ma quali sono state poi le problematiche vere che avete ritrovato nel fatto che si realizzasse questo progetto, che mi sembra che non abbia controindicazioni, come si suol dire per le medicine, no? Cioè, c'è stato poi un qualcosa forse comunicativo, non si è riusciti a spiegarsi bene forse? È partita un po' una querelle mediatica un po' di bandiere, di contrapposizioni, mentre purtroppo l'idea era abbastanza semplice. Non ci vogliamo neanche arrogare il diritto di chiamarlo progetto, perché tutto sommato era una proposta, peraltro prevedeva di condividere, abbattere i costi lavorando con le aziende che producono design nella nostra regione e lo esportano in tutto il mondo, per cui avevamo già contatti approfonditi con alcune di loro, marchi anche molto noti a livello internazionale, che in qualche modo avrebbero... Chiara che era quasi una vetrina del Made in Friuli Venezia Giulia, no? Sì, esatto. Esattamente, e così con il verde pensavamo di coinvolgere la filiera, che anche poi è stata colpita, che magari aveva delle piante che non potevano essere più vendute, ma che potevano essere viceversa di decorazione, quindi in un'ottica di economia circolare e anche a chilometro zero, tutto sommato, farla diventare un'occasione, un'opportunità e un po' una vetrina. Purtroppo non abbiamo capito bene per quale motivo, invece è partito un po' un cortocircuito mediatico di polemiche nulla, direi, esatto. Un po' delle polemiche sul nulla. Sì, non abbiamo voluto partecipare alla querelle sinceramente, perché l'obiettivo nostro era far uscire gli esercenti il prima possibile, quindi abbiamo fatto, devo dire, nostro malgrado un passo indietro e abbiamo lasciato che siano gli esercenti a muoversi in autonomia, semplicemente con un posizionamento dei tavoli che adesso vedremo quando verrà realizzato, ma per non ostacolare con questa riflessione chi ha bisogno di avere lo spazio, perché in questo momento non ha al suo interno le distanze e quindi ha un minor numero di posti. Sappiamo che gli affitti in centro sono molto costosi, per cui è un ragionamento semplicemente economico e per loro devono uscire il prima possibile. Quindi, per non ostacolarli abbiamo voluto fare un passo indietro
Fabio, parlavamo prima di anche spazio, come dire, privato. Io qui ho un'immagine vostra perché voi vi occupate anche di progettazione, diciamo, come si può chiamare, domestica, e qui vedo che ci sono parecchi spazi che in qualche modo avete valorizzato. Mi racconti qualcosa di più di questo progetto? Sì, questo è un progetto di un po' di anni fa che abbiamo proposto, perché il ragionamento che facciamo sullo spazio è sempre molto legato al riuso e al recupero. Lavoriamo molto nell'ambito delle ristrutturazioni e degli interior in qualche modo, cercando di promuovere il riuso di spazi, di locali, di appartamenti che in qualche modo hanno avuto una vita diversa, hanno avuto delle metrature, delle superfici diverse, e che con interventi anche di limitata importanza riescono a riscoprire, a avere nuova vita, a abitare condomini in cui la generazione passata sta dando il cambio alle nuove generazioni, e quindi pian pianino ci stiamo accorgendo che nelle città piccole, come può essere Udine, ma anche nelle altre città della nostra regione, questo percorso di riuso degli edifici degli anni 60 e degli anni 70 sta prendendo piede, e si stanno rinnovando questi palazzi, anche grazie a, anche devo dire, degli interventi forse limitati ma auspicabili, come i bonus facciate, come altri interventi che anche a livello nazionale sono stati messi in campo, volti al recupero, alla ristrutturazione e non al consumo di suolo. Certo, certo. E allora io a questo punto prenderei la palla al balzo e coinvolgerei Ferruccio, perché Ferruccio ha una bella esperienza personale. Lui abitava in un bellissimo appartamento e poi però ha detto ho anche la possibilità di avere più spazio, e ha scoperto com'è bello vivere un po' largo, con un piccolo parco, con spazi adeguati, e soprattutto in questo periodo di lockdown mi diceva, beh, sono proprio contento di essere qui invece che nell'appartamento precedente. Ferruccio? Sì, certo, lo spazio verde aiuta molto, no? Ha aiutato molto chi ha avuto la possibilità durante l'epidemia, la pandemia, di godere meglio degli spazi di abitazione. Ma volevo però tornare su questo tema di cui sentiamo spesso parlare in questi giorni, sul fatto che il Covid influisca o abbia influito sull'architettura, o in che modo influirà sull'architettura. A me pare che questo sia un argomento di lana capina. Secondo me i processi che abbiamo visto, che citava Giovanni, dato mi piaceva molto anche l'idea di Sergio De Gioia dell'architettura senza tempo, cioè i processi di rinnovamento dell'architettura della città sono partiti da tempo, no? Forse questa cosa della pandemia, come dire, è una sorta di flesso nella storia che ci consentirà di vedere queste cose con occhi diversi, ma a me non pare che, ad esempio, pensavo, prima mentre parlavate, pensavo alla peste del 300, non mi pare che la peste abbia influito sull'architettura medievale, no? Per cui forse noi oggi siamo ancora, come dire, sotto shock, siamo ancora in preda all'emozione e pensiamo, come dire, a cercare delle vie di uscita nell'architettura. A me pare che l'architettura sia una disciplina, come dire, che offre una resistenza di lungo periodo e non risente di queste cose. Ho letto delle interviste in questi giorni di illustri colleghi che provavano a declinare le modifiche che il Covid-19 sta portando all'architettura, ma francamente mi sembrano discutibili. Leggevo addirittura che i nuovi appartamenti avranno un saturimetro. Ecco, mi pare che non sia quella la direzione verso la quale l'architettura deve andare. Insomma, ecco. Però verso un concetto nuovo dell'abitare, forse sì. Come diceva prima Sergio, abbiamo scoperto che si può lavorare anche da casa. Questa implicazione, questa cosa ha forti implicazioni sicuramente sui trasferimenti, ma anche sugli ambienti lavorativi. L'ambiente di lavoro canonico può essere in qualche modo ridotto, però dobbiamo ritrovare all'interno delle nostre stanze, delle nostre case, uno spazio
Certo, uno diciamo che ha fatto spazio prendere consapevolezza dove ad un poter pubblico stare. più vasto di questa cosa, ma il lavoro agile, lo smart working, ci sono grandi aziende internazionali, penso all'HP, che da 5 anni praticano lo smart working. Probabilmente il Covid, come dire, ci ha dato, ci ha reso questa cosa più evidente agli occhi di molti. Torna questo aspetto In qualche modo ci aiuta anche a confrontarci con le nuove tecnologie, cosa che in effetti avevamo un pochino tralasciato, forse eravamo un po' indietro. Sì, E se posso quindi riallacciarmi anche a è quello che stato... diceva Chiara e Fabio, l'architettura è evidentemente un problema di comunicazione, no? Se adesso tutti parlano di smart working, eh, quindi forse, anzi, ringrazio Venezia Channel che ci dà l'opportunità di parlare di architettura in un media un po' più diffuso che le riviste di architettura e le torri d'avorio nel quali spesso noi ci confrontiamo. In realtà, Ferruccio, sai Quindi che gli noi architetti partiamo che parlano solo da architetti, incapaci di comunicare alle persone noi partiamo comuni. da lontano, Ferruccio, se ti ricordi quando abbiamo varato il primo progetto, che poi Venezia Sun è stata, come dire, un proseguo, si chiamava Pantheon, non solo architettura, ed Certo, è sì. entrato anche nelle cronache nazionali per il fatto di parlare alla cosiddetta signora Maria di architettura, perché il problema grosso è quello che gli architetti fanno fanno i progetti, disegnano bellissimi progetti e poi i geometri fanno le case, no? E quindi questo problema è un po', come dire, più che altro di capire la differenza. Io vorrei citare qui una piccola cosa, ma a quel tempo avevo un giovane che ovviamente seguiva la parte tecnica di montaggio delle puntate e naturalmente guardava quello che montava e parlavamo di architettura, di progetti, eccetera. A un certo punto un giorno mi dice, ma mi scusi direttore, lei conosce qualche architetto? Beh, insomma, diciamo qualcheduno ne conosco, perché io mi sto facendo la casa e guardando quello che c'è vorrei così una consulenza, un consiglio se sono sulla strada giusta o meno. Gli diedi 2 o 3 nomi per scegliere quello che gli sembrava meglio. Poi la cosa accadde, dopo un po' di tempo gli domandai, ma allora la casa che punto ha? Ah, guardi, benissimo, ho parlato con uno degli architetti che mi aveva indicato lei e poi d'accordo ovviamente col geometra che mi aveva assistito nella parte, come dire, di partenza del progetto, abbiamo fatto una serie di cambiamenti e sono veramente contento perché la casa sembra, lui lo disse in modo molto semplice, 2 volte più grande, cioè il progetto di qualità aveva portato poi effettivamente a una percezione della qualità del cliente stesso, che essendo comunque un cliente molto semplice, aveva comunque capito la differenza tra le due progettazioni senza nulla togliere al geometra, al professionista bravo, che però magari non aveva saputo cogliere quella qualità del progetto che da sempre gli ordini di architettura, le commissioni, eccetera, come Giovanni ben mi ha spiegato diverse volte, portano avanti la qualità del progetto e tutto. Purtroppo manca, secondo me, molto spesso il passaggio, come ripetevo prima, alla signora Maria, cioè dobbiamo riuscire a spiegare, voi dovete riuscire, noi come mezzi di comunicazione, dobbiamo riuscire a spiegare i vostri progetti nel modo più semplice. Poi ovviamente voi ci mettete le vostre, però certi passaggi alle persone magari risultano un po' complicati. L'ultima cosa che abbiamo fatto sono state una piazza di Malo, cioè anzi una serie di piazze, un progetto fatto con i fondi PIBA, quindi completamente senza spesa da parte dell'amministrazione comunale, e anche lì abbiamo fatto un piccolo video che spiegasse tutto, perché ovviamente il cittadino ha 2000 cose, quello dice quanti soldi hanno speso a fare questo, ma perché hanno verniciato di rosso quello, di grigio quell'altro, no? Vengono fuori tutte le solite chiacchiere da bar. Un piccolo video di qualche minuto con una descrizione precisa delle immagini, in questo caso dal drone, che dessero comunque una informazione, in questo caso corretta, ha tolto tutte le polemiche. Il video è stato condiviso da, penso, tutti i cittadini di questa piccola località vicentina e tutti hanno colto la qualità dell'intervento. Quindi se si fa qualità e la si comunica nel modo giusto, anche la signora Maria lo può capire.
penso che questa sia la sfida più grande dell'architettura. Cosa ne pensate? Giovanni? È un bel tema. Io non sono così fiducioso come te, no. No, nel senso che, come dire, sai, far capire l'architettura alle persone è sempre stata una cosa molto, molto complicata, perché come dire, sì. è un po', cioè non voglio fare un paragone con l'arte, no? Però è un po' così, cioè è sempre, quando parli dei temi, cioè quando dico una cosa forse un po' banale, però come dire, cioè, ognuno fa il suo mestiere, cioè, noi facciamo gli architetti e pensiamo allo spazio, pensiamo allo spazio, pensiamo allo spazio in cui vivere, ci poniamo i temi, no? Ci confrontiamo con le altre professioni, con le altre realtà, e poi alla fine drainiamo un progetto che in qualche modo, attraverso lo spazio e la forma in architettura, genera un luogo dove vivere. Poi questo a volte viene, come dire, deformato dal mal di pancia degli architetti, diventano delle cose difficili da gestire, magari però, come dire, spiegarlo alla gente, non so, ci aveva provato Giancarlo De Carlo, cioè mi viene in mente l'esperienza di De Carlo, che attraverso tutte le sue fasi partecipative e quant'altro cercava in qualche modo di coinvolgere la popolazione e le persone. Però alla fine, cioè, come dire, alla fine quando parte il treno c'è uno che fischia, cioè, quindi è l'architetto che decide cosa fare, credo, e ci prende oneri e onori. Sergio, tu ci hai presentato prima l'auditorio, come è stato accolto dalla comunità? Perché è un importante intervento che determinerà sicuramente un cambiamento nella zona, e non solo nel comune stesso, ma anche nei dintorni. Come è stato? Allora, io mi allaccio all'apertura di domanda di Luigi, dove secondo me i temi sono due, e uno è legato a un aspetto molto più complesso, che è l'aspetto culturale, perché come in questo esempio che citi, la popolazione spesso non ha un coinvolgimento attivo, come magari ci potranno anche confermare Chiara e Fabio. La partecipazione attiva della popolazione avviene a giochi fatti, cioè a critica del progetto. Quindi non c'è un interessamento precedente, cioè in fase di definizione del programma, piuttosto che degli intenti, piuttosto che diciamo avere anche un interesse a quello che viene fatto attraverso le opere pubbliche. E quindi questo è un grande tema che richiederà moltissimo tempo per migliorare, che è quello, diciamo, di coscienza civica e di interesse. L'altro invece è più semplice ed è legato alla capacità di noi architetti di coinvolgere e di saper comunicare, perché spesso parliamo tra di noi, spesso parliamo... Siamo autoreferenziali, sì. Siamo autoreferenziali, parliamo in architettese e spesso anche, diciamo che nell'immaginario collettivo l'architetto è anche un po' snob e spocchioso. Ecco, quindi tante colpe sono anche dei nostri atteggiamenti, della nostra cultura di architetti. Credo che si debba lavorare in questi due fronti, quindi il fronte della cultura civica e il fronte della cultura degli architetti, più in termini di comunicazione. Esatto. Ci volgiamo verso la fine, Luigi, c'è circa un'ora che ci siamo. Quindi facciamo la fatidica domanda finale. Esatto, ma direi prima di chiudere, intanto vorrei leggere alcuni messaggi che ci sono arrivati. Sì. Diego Borile, oltre a farti subito dei complimenti iniziali, che ti ha detto subito bravissima, dov'è? Eccolo qua.
Giovanna, quindi deve essere un tuo fan. E non vogliamo sapere altro. Poi comunque fa una bella considerazione, nel senso che dice che la quarantena, un po' è passato anche prima questo discorso, ha evidenziato ancora di più le diseguaglianze sociali, cioè i più penalizzati sono stati coloro che abitano in piccoli spazi, in piccoli appartamenti, senza giardini o spazi verdi da vivere, quindi ovviamente sono stati quelli che hanno subito di più l'isolamento, diciamo, tutto sommato. Poi c'è Valentina che dice tema attualissimo che trattate perché ci vogliono idee innovative, belle. Secondo me un po' anche il discorso qui che un po' abbiamo un po' tralasciato, che a me piace tanto, è la bellezza, perché la bellezza è quello un po' che ci fa vivere, insomma, vabbè. Per ovviare ad un problema, quello del distanziamento, che costituisce un limite alla nostra società. Sì, voi un po' su questo avete un po' sorvolato. Io sono convinto che non sarà così facile come prospettate. Secondo me i problemi di distanziamento personale, non tanto sociale ma personale, rimarranno, almeno finché non ci sarà una croce su questo problema, che però poi si potrebbe ripresentare a cadenze più ravvicinate. Quindi un ripensamento alla vita quotidiana ci sarà sicuramente, soprattutto per quei posti come i locali pubblici, dove appunto queste distanze spesso non ci sono, e quindi bisognerà pensare a come costruirle con metodi semplici, cioè non possiamo tenere un carabiniere per ogni persona, e quindi in qualche modo dovremo invitare a stare più aperti possibile. Non so come faranno, come si potrà fare, però sarà sicuramente un tema da prendere in considerazione. Quindi questi altri, poi vari altri saluti che ci arrivano da altri amici, quindi abbiamo chiuso la chat. Sì, direi di fare un giro con una considerazione di 30 secondi ciascuno, visto che abbiamo già superato il limite di 1 minuto e 27. No? Non ci costa niente superare il limite, possiamo, però non guarda vorrei... Luigi, mi aggancio io, inizio io a fare il giro. Ryan Colas sta facendo una mostra a New York che si chiama Countryside is the Future, cioè la campagna del futuro. Quindi lui dice che torneremo tutti a vivere in campagna. Quindi se lo dice proprio... Ryan Colas, cioè io ci farei un pensiero. Noi cerchiamo di portarla all'interno della città, intanto poi vediamo. Bello anche questo. Sergio? Allora, io spero che ci sia un'opportunità di migliorarsi. Io invece cito un altro personaggio un po' più vecchietto, che è Leon Battista Alberti, perché in questo periodo di quarantena mi ha colpito l'attualità di un suo breve pensiero, ma molto potente, che volevo leggervi. E dice: e se è vero il detto dei filosofi che la città è come una grande casa e la casa a sua volta una piccola città, non si avrà torto sostenendo che le membra di una casa sono esse stesse piccole abitazioni. E questo secondo me l'abbiamo sperimentato nella nostra quarantena, dove la casa è diventata una città di fatto. Certo. Ma su questo concordo. Ferruccio, tocca a te chiudere, poi sì, a Giovanna e a me le ultime. Io lascio l'osservazione dell'ascoltatore sul fatto che la pandemia abbia evidenziato come dire, le differenze sociali. Certo, la società, ahimè, porta anche ad avere delle differenze, è piuttosto utopico riuscire ad eliminarle. Tuttavia, forse la pandemia con evidenza ha fatto capire che nel momento in cui mancano gli spazi pubblici, gli spazi della città, tutti noi siamo più poveri, perché le case che abbiamo sono quelle, ma il fatto di non poter avere accesso al parco, al locale pubblico, al luogo di ritrovo, questo evidentemente ci ha messo davanti questa necessità che abbiamo di lavorare molto di più e bene su quel tipo di spazi. Giovanna, a te un po' una conclusione di quello che abbiamo ascoltato da questi
amici, bravissimi architetti che un po' ci hanno fatto uno spaccato di quello che è, di quelle che sono le problematiche e di quelli che potrebbero essere alcune soluzioni da portare avanti. Io intanto ringrazio i nostri ospiti. Le conclusioni finali sono anzitutto il bello è il futuro e soprattutto non dobbiamo farci abbattere dalla situazione momentanea, perché poi tutto passa e ciò che rimane è l'architettura di valore. Bene, allora intanto mi hai rubato la battuta sul bello, che volevo tenermela io per ultima, ma mi hai bruciato sul tempo. Comunque sì, sicuramente la bellezza, il bello è un valore che comunque la maggior parte riescono a cogliere, quindi anche per l'architettura grande e per i piccoli interventi credo che sia la linea guida per tutti voi, per tutti noi, anche nelle cose più semplici che facciamo. Vedremo se questa esperienza lascerà il segno, penso che nei prossimi mesi già qualcosa intravederemo. È importante il vostro ruolo perché ovviamente avendo contatto con committenti pubblici e privati potete nel piccolo ma anche nel grande lasciare un segno, quindi vi invito a continuare a combattere le battaglie, anche se spesso magari come Chiara e Fabio c'è qualche battuta d'arresto, però diciamo che poi insomma è importante andare avanti perché si lascia comunque un segno, anche se una cosa poi magari non ha la soddisfazione che si voleva avesse. Ringrazio appunto Giovanni, Chiara e Fabio, Sergio, Ferruccio. Giovanna, ringrazio tutti voi che ci avete seguito anche oggi in un tema magari un po' più complesso rispetto al solito. Noi parliamo spesso di vino, parliamo spesso di compagnia, ritorneremo a fare visita alle cantine, ritorneremo a uscire, siamo già andati in molti posti. Ora non ci resta che chiudere questa puntata, la prossima settimana ci sono grandi sorprese in arrivo perché parleremo di qualcosa di molto molto interessante, ma un piccolo accenno, auto storiche, 1000 miglia, chissà, potrebbe essere questo il tema della prossima settimana. Continuate a seguirci e grazie ancora per l'attenzione. Un saluto a tutti voi, grazie. Grazie. Ciao, grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Ecco.